Tanto la prossima premiazione è quella dei 50 farfalle esordienti a femmine, premiazione che verrà effettuata dall'atleta targata Hydros Nuoto. L'abbiamo trovata in precedenza nei 400 stile libero, medaglia di bronzo agli ultimi campionati italiani assoluti di Castel Gandolfo nella 25 km in mare, Barbara Pozzobon. E consegna la medaglia di bronzo in 33,19 per il piave nuoto Alice Montagnier. Seconda e argento in 33,02 Sofia Sartori, Leosport. E primo posto e medaglia d'oro per il nuoto Venezia in 32,73 Matilde Vigato. Tanto presentiamo la serie 2 dei 200 dorso esordienti a maschi. In 1 nuoterà Giacomo Menapace, in 2 Alberto Navarri, in 3 Gregory Gessi, in 4 Marius Andrei Manu, in 5 Gabriele Longo, in 6 Pier Giulio Roberto Bressan, 7 Alessio Scanferlato, 8 Renato Castellano. Proseguiamo con i 50 farfalle esordienti a maschi. Terzo e medaglia di bronzo in 30,14 Atos Ronzani, Padova Nuoto. Secondo e argento in 30,04 Andrea Pestrin, stile libero. Primo posto medaglia d'oro in 28,76 per lo Sporting Club Noale, Mattia Pianello. Prossima premiazione 50 farfalla ragazze, terza e bronza per l'Hydros, Viola Magoga 29,55, seconda e argento per la Leosport, Emma Aver 29,52, primo posto e medaglia d'oro in 28,95 per i nuotatori trentini, Sara Gusperti. Tanto Peter Johan Buckle 2,46,62 si aggiudica la terza serie.